Buonasera a tutti e ben chiatassa Gnovis. In questi ultimi 24 ore si è state ufficialmente passate le linee delle zone rosse perché al riguardo delle ospedalizzazioni di Covid in Friuli Venezia Giulia. È il secondo parametro che arriva al livello di guardie più alto dopo l'incidente che per essere regione arriva più o mancule a 5.000 casi ogni 100.000 abitanti. I pazienti ricoverati in ospedali dalla regione sono 519 più dal limite. Si sbassano invece i numeri delle terapie intensive con 42 pazienti ricoverati e un sogliar di allerte di 53. Dome 1032 news positivi in questi ultimi 24 ore con 7 morti tra queste e un uomo di 50 anni di circa le morti in ospedale. Dubbi e polemiche sdebande dai farmacisti per decisione regione di destinare dai tamponi gratis per cui che ha la fura di quaranteni e isolamenti. La regione ha stanziato per man dal vicepresidente Riccardi 10 milioni di euro, ma le associazioni di farmacisti hanno sottolineato che è un passaggio tan complicato. O si contents di poter aiutare la regione, al dice Luca De Grassi, presidente di Federfarma regionale, ma sono masse criticità. Per esempio, non si vince mu distingue le persone che hanno diritto al tampone gratuito di che invece hanno di paialu. Restino in spiete di informazioni, al dice De Grassi, per far partire i servizi prima possibile. E attaccheranno domani i nuovi misure che riguardano l'uso dal Green Pass e dal Super Green Pass in tutta Italia. La certificazione verde sarà obbligatoria in quasi tutti gli sbuteghi di avanti alimentarsi e qui che tratte bens di prime necessità. Si spiete però il Consiglio dai ministri, sclamata decidi sui cambi di colore e altre regole per il contenimento delle pandemie. Sicuri il mantenimento dell'obbligatorietà delle mascherute al vierte e la rimozione delle schiadince dal Green Pass per cui che l'ha fatta la terza dose. Al guidave contuntas al polemic 3 volte sparsore il limite il cittadino bulgaro di Pordenone che dignota la causata l'incidente costato le vite dos feminis di Conean sulla A20 vota e al tece di Villotte di Chions. Feridis in maniera seria lis fis di une des dos ricoveradis all'ospedale di Udin da ure de prime ricostruzioni de polizie stradale. L'uomo all'ire da ura viaggia a velocità forte in direzione Conean dante dentro prima un terzo veicolo e dopo finendo la corsa quindi l'auto dove che viaggiamo in le vittime. Dopo l'incidente è schiampata a Pit, venendo scuierte des sforzi dall'ordine in dei camps d'Onghie. Al poderessa iesi di Roberto Volo, di 62 anni, di fare sparito 2 anni in Daura, il scheletri che è stato chiatato ieri sulla Monte Quarina in zone di Cormons. A epoche le ricerche spartidis de so auto, chiatate proprio non lontano dal ponte, la che sono stati rimenuti i resti, come si ieri in slardiadis in Slovenia e cence chiatanuie. La macabra scovierte è stata fatta di un escursionista che ha allertato ormai gli sforzi dall'ordine. Francesco Brollo non è più il sindaco di Tomieccia, l'ha lasciato la fascia tricolore dopo che 6 consiglieri di maggioranza si sono dimettuti facendo di fatto de Chiadela, giunte il consiglio comunale. Come a guidare il comune fino alle elezioni, sarà un commissario nominato da regione. Se pensi di colpire me, si sbagliano, alla scritta Brollo su Facebook, magari così no la unica roba che hanno colpito sono i cittadini di Tomieccia, condannando la città a immobilità fino a nuove elezioni. A son 12.677 le imprese foresti in Friuli Venezia Giulia registrati dal Centro Studi di Camera di Commercio di Pordenone e Udin, la più parte dal territorio udinese. La nostra regione è quinta in Italia in queste classifiche, da Ura, Toscana, Liguria, Lombardia e Emilia-Romagna, ma a differenza dal resto del paese, dove la preminenza è di aziende slovenis, in Friuli Venezia Giulia il primo posto è chiappato di attività svizzere da Ura di Serbia e Montenegro, Romania, Cina e Albania. La imprenditoria foreste è un fenomeno interessante di monitorare, ha commentato il presidente della Camera di Commercio Giovanni D'Apozzo, perché non si insegna lei con più dettagli la nostra comunità e l'economia locale.
Ahie stade metude ue la prima piede di una nuove scuole per Udin. Il New Spazi, che nascerà in centri studi, tra Malignani e Zanon, sarà destinato per ospitare studenti al centri di lavoro Cantirs. Poi, ieri in presenza il sindaco di Udine Pietro Fontanini e l'assessore alle infrastrutture Graziano Pizzimenti, di Lada dirigenti scolastici Stefano Stefanel dal Marinelli. Gli studenti dal Marinelli saranno i primi a essere ospitati in tesnovi saulis prefabbricadis, il costo delle opere alle di 5 milioni di euro. E anche per usgnota le dutte, si torna a avvio di domani sera, sempre a snuf, mancul vinti, mandi e arriviamo di sì.